Ma la questione dei rapporti tra l'Italia e l'Unione Europea sicuramente è una situazione complessa. Diciamo semplicemente che noi dovremmo meglio organizzare la nostra politica riguardo all'Europa. In questo momento abbiamo un rapporto certamente non rilevante nel quadro europeo e non abbiamo neanche una visione che riguardi i territori valorizzata a livello europeo, perché a me interessa questo. L'Europa che cos'è? Se non un ordinamento più grande di quello che già ci governa da Roma, ma che invece di migliorare la nostra sorte la peggiora. Questa è la realtà. Il territorio veneto, che a me sta a cuore, non è adeguatamente rispettato né da Roma né da Bruxelles, anzi quelle poche cose buone che vengono fatte nel territorio veneto per le varie materie che vengono decise anche a Bruxelles, dipende prevalentemente da una buona struttura organizzativa che la regione è riuscita a darsi. Io mi auguro che possa anche migliorare nei contatti con Bruxelles. Questo è il punto. Bene. Noi abbiamo due padroni dai quali prendiamo pedate nel di dietro da entrambi, e quindi non ci va bene né il centralismo di Roma né la burocrazia crescente dell'Unione Europea. Perfetto. Ed è questo che non va bene. L'autogoverno del territorio vuol dire dare centralità, come dicevo stamattina nel mio primo intervento, alle decisioni dei cittadini, la sussidiarietà, decidere da vicino quello che può essere deciso da vicino, e per gradi in modo diverso le altre questioni.